Conte. Conte, calma. Dai, che questa partita è più importante di quell'altra. Lo sapete benissimo. La formazione, allora, McTominay è infortunato. Cioè, capiamoci subito sull'utilizzo di Elmas, perché dal bordo cam si è visto che il flessore ce l'ha fastidio, quindi è preventiva. La simulazione l'ho fatta, non l'ho postato solo lo short, finisce 2-1 per il Napoli e c'è un gol in fuorigioco del Lecce. Dai, ma chissà, deve fare il lavoro di De Bruyne. Ma è strana sta maglia. Stai attento, Gilmour. Bravo, bravo Luca. Vai Elif. Vai Elif. Lang. Buono. Hanno mandato mio cugino ad arbitrare, eh? Chi lo conosce a questo? Bravo Luca. Bravo, vabbè, mi piace, mi piace. Ah, ci ha girato la caviglia Olivera. Ci ha girato la caviglia. Step on foot, girata la caviglia. Olivera poi c'ha una soglia del dolore proprio qua giù, proprio sotto. No, la soglia è altina. Insomma, si fa male assai, anche quando non è niente di grave. Niente, fai uomiki. Olivera fai gli uomiki. Bellissimo Gilmour. Di Lore. Bravo, eccolo. Ah. Gilmour. Bravo. Ti batte Elmas. Alza sto pallone, ma potremmo avere un cross fatto buono. Vai Luca! Ecco! Mannaggia! Bella torre di Lorenzo. Gioca, gioca, gioca! Chissà, chissà. Venite a green screen. Queste partite a ora di pranzo. Mlagia screen sto colpo di testa. Sì, perché potevi far meglio sicuramente. Steve Sulis. Bravo Politano. Ah! Ci ha tirato un gol a Luca. Oh, Luca doveva fare il saltino alla McTominay. In inglese, questo telecronista inglese è un po' moscio. Noia, 21 minuti di noia. Noia Lang. Noia Lang. No, oggi Lag ci fa alzare proprio dal letto. Questo telecronista italiano non parla proprio invece, che pure è bello, il suono dello stadio. Occhio! Mamma mia. È già il giallo per Oliva, è già il giallo. Ci può stare. Non mi pare uno scandalo questo cartellino giallo, ci può stare. Buongiorno. Buongiorno. Allora è stato accorto. Bravo Lang, vai Luca, bravissimo. Bravo Politano, va. Troppo. Bravo Elmas, vai. Bravo Politano, mettilo buono di Lore. Proprio un bel brutto cross. Ah, ma sto pallone, c'è Luca in mezzo. Vai now. Olivera, bravo, alzate sto pallone. Politano. Sono i nostri questi. Eccolo Olivera. Dai. Madonna mia. Balcone. Maro Luca. Madonna mia Luca. Bravo Lang. Volenteroso almeno. Mi sto un po' scocciando. Non ce l'avete quella sensazione? Godiamoci queste partite, che mo viene un'altra sosta. Lang, questa è la Serie A. Se non pigliano un pallone, ti pigliano un ginocchio, ti pigliano la caviglia e devi accettarlo. Bravo Elmas! Gilmour, brutta palla. È bravissimo nei cambi di gioco, ma nel breve quello che alcuni dicevano, Lobotka fa il passaggio è semplice se lo fa Lobotka. Lo fa diventare lui semplice. Ma che amate su guardare, fammi capire. La pagheremo cara. Acchiappa a Falco. Mamma mia, voglio. Oggi mancano proprio i fondamentali, eh. Camarda! Ci avete fatto fa stu poco. Non c'è più tempo, finisce qui. Mamma Carmen, che noia. I like che ve li chiedo, come ve li chiedo? Guarda che ce l'ho visto, quando non manca la penna, Aspettate che la penna. lascia la penna.
Facciamo subito, facciamo. Vi faccio la prima domanda, vi faccio. Mi fa la seconda domanda. Dai, mi sono messo la maglietta perché sembra un allenamento. Protesta. È una maglietta di protesta. Cambio, Lang ha chiesto il cambio. Sei struppiata? Devi battere prima questo. Sei struppiata, fatta scivolata, sei struppiata. Noia Lang. Non sta giocando male, ma pure Juan Jesus. Wagyu, siete fragili fisicamente. Che sta succedendo? Neres a sinistra magari può mettere qualche cross per Lucca. Nella speranza. Bravo Neres. Bella palla di Di Lorenzo. Se quello fosse un altro tipo di attaccante. Ma non ci credo, vai Elma. Non ci credo ancora. Madonna mia, su questo tentativo di... Ma il fallo qual è? Il fallo che ha chiamato questo piccioncino qual è? Io sto scrivendo, che cosa attaccate? Mamma mia, Juan Jesus. Gli abbiamo dato un po' di fiducia a Lecce, perché mi sono guardati in faccia e suonavo. Oggi non... Quindi attacchiamo. Chiede il tocco di mano, chiede il tocco di mano. Bravo Neres. Ma il cross è... Non si vede bene, non capisco. Se c'è il dubbio ce lo danno contro. Dopo tutte le polemiche della settimana. Ma di cosa state parlando? Se c'è il dubbio. Se il check è così lungo vuol dire che non sono sicurissimi. Vediamo che gli fanno vedere. Vi dirò, non è in figura. Quindi molto ravvicinato. Pallone indirizzato verso la porta. Quindi io sono d'accordo. Ve l'avevo detto, non abusiamo di Juan Jesus. Il ragazzino contro Savic. Milinkovic Savic! Meno male, ci svegliamo. Magari se ci svegliamo, questo può essere lo schiaffetto che ti fa svegliare. No, palla ancora a Lecce, vabbè. Bravo Anghissà, vai. Bravo Lucca. Buongiorno. Yambabel. Ah, male proprio. Wow, Olivetti, hai fatto fa proprio mamma mia. Ma la maglia Halloween ha mai portato bene? Cioè io ricordo sempre la battuta horror, ma perché la maglia horror, la partita horror orribile, la serata dei morti, cioè ad avot. Dai Oilund è spina, dai. È pure McTomino. Io ho fatto un cambio in Coppa a Chris che è una specie di calcio d'angolo, non si fa. Stiamo tutti scordinabili. Camardo Sulis, Chisomar. Ah, tirata a Portichis, va. Oilund pure quando la stoppa male gli resta attaccato il pallone vicino. Capite la differenza alle volte? 4 tette. Avevamo 4 tette pure prima, non è che... Vai Neres. Bravo Elmas Scotti. Un poco meglio stu cross, stu calcio d'acqua. Comunque veramente quando vedete un fischio che arriva un po' in ritardo, guardatevi il video della Refcam di Napoli-Inter, è difficilissimo arbitrare, proprio difficilissimo. Io me la prenderò sempre con quelli che ne parlano dopo a freddo, poi in ultimo con gli arbitri piccioncini. Neres, lo so che c'hai voglia di tirare a porta. Anghissà! Anghissà! Frank Zambò Anghissà! Continua a baciare perché Daniele è sempre con noi. Questa è da grande squadra. Che la partita bloccata, giochi malino, la sblocchi con un calcio piazzato e così. La tocca anche Gaspar, ma è gol di Anghissà. Mi dispiace per Camarda. Ma ha fatto una cosa in è proprio baby. E mo pare che sta giocando un po' meglio, passaggi veloci. Si sono sbloccati Elif e il Masseli. Madonna mia. Occhio. Facile. E vabbè, da fuori il campo. Dai, non esagerare. Scott. Calma. Bravo Anghissà. Conte, calma. A chi ha mandato a fare a quel paese? E Conte la sente la partita. Visto che ho letto in giro gente che ha accusato Conte di dire a Anghissà uomo di merda, vaffanculo, no, intendeva passaggio di merda,
si rivolgeva a Di Lorenzo, questo è il passaggio di merda, e gli dice al massimo buttala direttamente avanti e vaffanculo. Quindi iscrivetevi al canale che domani è l'analisi tattica. Occhio. Spina, sveglia, che succede? Kill, pure tu, aiutate! Ramadà, o stai a terra o partecipi al gioco. No, ma noi gliela regaliamo di nuovo. Le vai al massametta a Gutierrez. Ma chi è più offensivo, Spina o Gutierrez? Perché Spina sta avendo grosse difficoltà là dietro. Gutierrez dietro. Bravo Gutierrez! L'anticipo secco, vai. Mi è piaciuto Gutierrez l'ingresso. Spina fino in fondo. Vai Di Lorenzo, tira forte. Tira meglio. Bravo Anderson. Si vede che stiamo proprio in affanno, questi falli laterali che stiamo cercando di milcare il più possibile. 7 minuti di recupero. 7 minuti. 7 minuti di recupero. Devo andare live. 7 minuti. Se Scott non è in fuorigioco. Sì. Poi Spina all'esterno per Højlund. Bravo Rasmus. Vai David. Stiamo segnando Højlund. Ha tirato a porta Di Lorenzo. Non lo scrivo per decenza. C'era sto un tri dietro alla schiena. Poverino, smettete di inquadrarlo a Camarda. Siete spietati. Non fategli fare la pallata. Bravo Di Lorenzo. È finita pure con il silenzio generale. Abbiamo vinto una partitaccia ed è giusto così. È male. Cioè giocare male e non essere soddisfacenti. E qua si dice perché non siamo risultatristi, ma era il risultato che serviva per ottenere i 1300 like di oggi. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.